Buongiorno, ben ritrovati. Tutte le notizie in diretta dalle nostre province. Cominciamo dall'ultimo incidente stradale, un'altra vittima, un altro centauro falciato da un'auto. Ci colleghiamo subito in diretta a Mirano con Anna Maria Parisi. Sì, Mirano funestata da due tragici, drammatici incidenti, l'ultimo in ordine di tempo poco fa alle 8:30 questa mattina in via Cavin di Sala, dove ci troviamo noi proprio a ridosso dell'incidente. Vediamo ci sono ancora i rilievi delle forze dell'ordine, dove è venuto a mancare un motociclista che in sella la sua Ducati, la vediamo ancora con le immagini di Sandro Ponchio sul posto, sul carro attrezzi. In sella alla sua Ducati questa mattina alle 8:30 si è scontrato con la Ford Fiesta che vediamo sempre sul carro attrezzi e ha avuto la peggio, è morto sul colpo. Cosa è successo? La Ford Fiesta era appena uscita da via Bianchi, condotta da un 27enne del posto che si stava recando al lavoro. Dalla parte opposta proveniva, sembra a forte velocità, la moto condotta da un ragazzo trentenne dell'est Europa che si stava dirigendo verso Santa Maria di Sala per andare al lavoro. Forse l'alta velocità la causa del sinistro, con la moto che si è scontrata violentissimamente contro la fiancata della Ford Fiesta, e nonostante fossero arrivati immediatamente sul posto i soccorsi del SUEM 118 e avessero tentato più volte di rianimare il centauro, non ce l'ha fatta, è morto sul colpo. Con noi ci sta raggiungendo, lo vedo che ci sta raggiungendo il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Senta sindaco, si ripropone il tema dell'alta velocità, specie su queste strade che sono quasi dei rettilinei. Sì, questa è una strada in cui nel mese di dicembre ho introdotto un limite di velocità a 30 km/h. È stato fatto per l'appunto perché si tratta di un'arteria con un'elevata intensità dal punto di vista della circolazione e dove ci sono numerose intersezioni unite ad alta intensità di circolazione hanno un'unica soluzione, e cioè l'introduzione di rigidi limiti di velocità e inevitabilmente il rispetto di questi. Ecco, per quanto riguarda invece la dinamica dell'incidente, vediamo ancora, hanno appena transennato anche la strada, diciamo che via Cavin di Sala qui a Mirano è chiusa al traffico, non si può accedere. Sembra l'alta velocità sia stata tra le cause o se non la causa principale di questo incidente? Purtroppo sì, questo è quasi certo. Il tema dell'alta velocità. Quanto andava la moto? Si sa, ancora stanno facendo i rilievi, però dalla frenata sulla strada sembra... Questo ancora non lo so dire perché sono in corso i rilievi e le indagini, ma certamente gli spazi di frenata dicono in modo chiaro questo. Il problema è questo, dispiace perché oggi abbiamo un ragazzo di 30 anni che non c'è più, un ragazzo di 27 anni che ha attraversato la strada valutando... Il conducente dell'auto. Il conducente dell'auto, sì, evidentemente valutando in modo non completo la velocità del motociclista, però d'altra parte sappiamo anche che valutare la velocità di una motocicletta non è facile ed è molto complicato, quindi il tema della velocità elevata è un problema che va affrontato e che però non può prescindere dai comportamenti che noi tutti dobbiamo adottare. Certo, e ieri pomeriggio un'altra tragico episodio con il ritrovamento da parte di un gruppo di amici o forse di una bomba carta proprio qui a Mirano in via Paruta, o forse l'avevano fabbricata loro stessi, che si è concluso con l'amputazione purtroppo della mano di uno di questi ragazzi, un 21enne, tra loro un gruppo di amici di 4-5 ragazzi e anche 2 sedicenni. Che cosa si sa di più della vicenda, sindaco? Sì, l'episodio è accaduto sabato pomeriggio
E al momento le dinamiche non sono chiare, potrebbe essere l'una o l'altra ipotesi. Certamente questi 5 ragazzi erano su una strada chiusa che porta a un'azienda locale, quindi il sabato e domenica non c'è passaggio. E sicuramente il risultato è che un ragazzo di 21 anni ha subito l'amputazione di una mano, è stato operato, adesso sta bene. Io ho avuto modo di parlare col papà, è una situazione molto difficile. Adesso, quando si conosceranno esattamente le dinamiche, vedremo e valuteremo se può essere adottato qualche accorgimento per impedire che si verifichino episodi come questi. Ecco, un altro dato sull'incidente mortale di questa mattina: il Centauro, un ragazzo, ripeto, dell'Est Europa, e viveva a Olmo di Martellago con la mamma e appunto si stava recando al lavoro. Sembra si tratti di un operaio. Si tratti di un operaio? Sì, si tratta di un operaio, un lavoratore, viveva con la mamma ad Olmo di Martellago. Adesso la mamma sta arrivando, lavora a Venezia, sta arrivando purtroppo per il riconoscimento. E da Mirano è tutto, la linea torna allo studio. Ringrazio il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio. Grazie sindaco. Grazie ad Anna Maria Parisi. C'è una messa intanto per le vittime della strada a Cessalto, c'è stata una messa alla presenza dei familiari, lo strazio e il coraggio di due mamme che hanno perso un figlio lo scorso anno e che dicono: proviamo ad andare avanti, ma è dura, è un dolore che ci accompagnerà per sempre, ed è lo stato d'animo di tutti i familiari delle vittime degli incidenti sulla strada. Sono molto provata, però non riesco neanche a parlare. È utile però, signora, essere qua tutti assieme, secondo lei? Sì, è molto utile, perché ci dà conforto, ci dà forza di andare avanti, però è molto dura. Elisabetta è la mamma di Nicola Baldo, il 34enne di Cessalto, investito e ucciso in via Callunga nel tentativo di rincorrere il cagnolino Arci uscito dal cancello di casa. Insieme al marito Danilo e all'altro figlio Marco ha accolto l'invito del parroco Don Mauro Gazzelli di partecipare alla messa per le vittime della strada a ridosso del tratto maledetto della A4. Il dolore per la famiglia Baldo si è da poco rinnovato con l'anniversario della morte di Nicola, avvenuta il 1° settembre del 2022. È il primo anno che manca Nico, perciò non riesco. Veramente. Gli occhi coperti dalle lenti scure, lo sguardo fisso, i lineamenti segnati da un dolore indicibile. I volti di chi ha perso un figlio, un fratello, un nipote sulla strada si assomigliano tutti. Diana Corò ha perso il suo tesoro, l'unica figlia, Samantha Renon, studentessa dell'Istituto Sansovino di Oderzo, morta a Salgareda a 16 anni. Ci vuole tanta forza, perché bisogna andare avanti, perché la vita continua, ma non è assolutamente facile, perché ogni giorno e ogni cosa ricorda lei, naturalmente. Tante mamme prima di me hanno sofferto la stessa cosa, hanno patito lo stesso tremendo dolore, e tutti assieme cerchiamo di andare avanti e farcela. Che ragazza era Samantha, signora? Era una ragazza eccezionale, perché era bravissima a scuola. Aveva già preso una borsa di studio e la seconda l'abbiamo ritirata noi a nome suo. E era vivace, solare. Lei era il nostro mondo, perché era la nostra figlia unica, e purtroppo è così. Adesso io e il marito cerchiamo di andare avanti tutti i giorni e sempre con lei nel cuore, perché sarà sempre così per sempre. Dolore dei familiari. Vediamo ancora l'imprudenza dei ragazzi, le follie. Si vantava sui social delle acrobazie con il suo ciclomotore. Dopo un'indagine il minorenne è stato giustamente appiedato dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. Vediamo.
Sgommate, impennate, video dove si esibiva sulle strade di Borgorico con la ruota alzata, in piedi sulla sella o guidando lo scooter azzurro senza mani. Si vantava sui social ottenendo migliaia di visualizzazioni e centinaia di like. Per le sue bravate il minorenne del posto, che dopo essere riuscito a eludere più di qualche controllo, alla fine è stato appiedato venerdì a luna di notte dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Il giovane aveva elaborato il suo scooter e ne aveva addirittura modificato la targa per non renderla riconoscibile, facendosi beffa più volte degli agenti. Gli stessi agenti lo hanno costretto a riconoscere le sue responsabilità e hanno sottoposto a fermo amministrativo il motorino. Il minorenne è stato affidato ai genitori, che dovranno pagare una multa di diverse centinaia di euro. Servizio di Chiara Gaiani e ci collegheremo tra poco con Lina Paronetto per una storia assurda, e cioè 183 euro chiesti alla mamma di Davide Pavan, che era stato travolto da un poliziotto ubriaco, per pulire il sangue. Cioè ha ricevuto una fattura di 183 euro per pulizia di liquidi dall'asfalto, bonifica. Veramente vedremo i particolari di questa follia burocratica. Il governo è intervenuto con misure molto dure nei confronti dei crimini giovanili, però ogni giorno ne registriamo qualcuno. È stato arrestato a Padova un rapinatore quindicenne. Violento e spregiudicato, a soli 15 anni era il terrore dei suoi coetanei, che non esitava a derubare e picchiare. È stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile a Piazzale Santa Croce a Padova, un baby rapinatore già pregiudicato anche per reati di droga. Il minorenne era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giovane è accusato di una rapina aggravata avvenuta a maggio ad Albignasigo ai danni di un altro quindicenne, ma l'episodio più grave risale a novembre del 2022, quando ha rapinato e picchiato uno studente padovano di 16 anni in stazione. Il quindicenne prima lo ha minacciato con un coltellino, poi al rifiuto di consegnare il denaro lo ha schiaffeggiato, gettato a terra e gli ha sferrato un calcio ai testicoli, causando al giovane una torsione e rottura testicolare e costringendolo al ricovero. Il baby rapinatore è stato portato nel carcere minorile di Treviso. Una notizia arrivata da poco, è sulla prima pagina del Mattino di Padova: tragedia sul lavoro a Ponte San Nicolò, un 57enne morto in un macello. Avremo tutti i particolari in un collegamento in diretta tra pochissimo. Andiamo avanti con la cronaca e con la violenza giovanile, ma anche gli adulti si danno da fare. Un trevigiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pieve di Soligo. Con una chiave inglese stava danneggiando la porta di casa dell'ex fidanzata. Davanti al portone dell'ex fidanzata, con una chiave inglese, ha iniziato a colpire prima il portone e poi il citofono. Attimi di paura ieri sera a Pieve di Soligo, dove i carabinieri hanno arrestato un trevigiano di 36 anni che aveva cercato di danneggiare la porta d'ingresso dell'abitazione dell'ex compagna per poi fuggire. L'uomo è stato rintracciato dai militari, era in evidente stato di alterazione. Li ha minacciati con la chiave inglese, poi è stato immobilizzato. Sottoposto a perquisizione gli è stato trovato addosso un coltellino a serramanico ed una modica quantità di sostanza stupefacente. Tutto è stato sequestrato. L'uomo si trova già in carcere a Treviso. Adesso ci colleghiamo, come vi dicevo, con Lina Paronetto per una storia assurda: la richiesta di 183 euro alla famiglia del ragazzo che era morto in un incidente stradale investito da un agente di polizia ubriaco. A te la linea. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, eccoci qua, siamo nello studio dell'avvocato Davide Favotto, che ringrazio, è qui con noi, insieme a Barbara Vedelago, che è la mamma di Davide Pavan, questo ragazzo di 17 anni che l'8 di maggio del 2022 è morto a Paese venendo travolto mentre procedeva in scooter, come dicevi bene, da studio, da un agente di polizia di 31 anni, risultato poi in stato di ebbrezza, Samuel Seno. Il patteggiamento è avvenuto 4 giorni fa, è stato accolto dal giudice, 3 anni e mezzo avvocato per questo agente. Cominciamo dall'avvocato, così la mamma un pochino si riprende dal precedente collegamento. Direttore, è stato accolto, ma
alla famiglia naturalmente non basta. 3 anni e mezzo, adesso avete deciso di rendere nota anche un'altra assurdità, diciamo, perché dimostra davvero un'insensibilità da parte dell'istituzione. 183 euro per la pulizia di quella strada anche dal sangue di questo ragazzo. Sì, sicuramente un ulteriore elemento che ha portato la famiglia a rompere il silenzio. In questi mesi c'è stato tanto dolore e la sentenza ha acuito ancora di più questo dolore, sì che appunto si è reso noto anche questo particolare che stride assolutamente rispetto all'intera vicenda, vale a dire il fatto che è stata inviata nel mese di novembre una fattura appunto per la pulizia delle strade quale conseguenza dell'incidente, ma dove questo incidente non era stato minimamente provocato dal povero Davide, e quindi la famiglia già all'epoca lo aveva visto come un'ulteriore mancanza di sensibilità, di rispetto nei confronti del loro dolore. Però appunto all'epoca non l'avevano denunciato, oggi si sono sentiti ulteriormente appunto di far valere questa circostanza che sicuramente non rende giustizia alla famiglia unitamente appunto alla sentenza. E voi avete intenzione di far causa, leggevo, in questo senso? Ma allora su questo ci riserveremo ogni valutazione, è evidente che è un aspetto di cui parleremo nei prossimi giorni con la famiglia. Veniamo alla signora Barbara, che dimostra davvero grande coraggio, perché Barbara, lo diciamo, l'ha detto lei, avvocato, e la famiglia hanno deciso di mantenere l'assoluto silenzio in questi mesi, in vista anche poi della fine di questo procedimento giudiziario penoso, naturalmente, al di là di quello che è naturalmente lo strazio della famiglia per la perdita di Davide. Signora, 183 euro, lei diceva, non è la questione economica naturalmente, è proprio il segno che si dà a una famiglia che non ottiene giustizia, e lei se l'è sentito anche 4 giorni fa di fronte ai 3 anni e mezzo dati a questo, al poliziotto accusato di questo incidente. Sì, infatti 183 euro è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché è tutto il sistema che non funziona. Come ha detto l'avvocato, già all'epoca mi sono risentita un attimo nel pagare questi 183 euro, ma non per i soldi, per il perché pulire la strada da un incidente che non ha provocato mio figlio. Io credo che la mia famiglia non doveva ricevere una fattura simile. Le avevano anche messo fretta nel recuperare lo scooter di Davide, vero? Mi hanno consigliato di farlo perché ogni giorno in più avrei pagato il posto, insomma, sarebbe scattato una penale. Una penale, esatto. Tutte questioni terribilmente concrete che di fronte al dolore di una famiglia sembrano fuori dalla realtà, o no? Sì, oltre al danno la beffa. Senta signora, lei l'altro giorno non solo ha detto finisce così davanti a un 3 anni e mezzo che risultano pochi per le circostanze, no? Questo poliziotto ha invaso la corsia, era in eccesso di velocità, era in stato di ebbrezza. Sì, 3 anni e mezzo. Come ho detto, anche se fossero stati 30 anni, non sarebbe cambiato niente per me, per la mia famiglia. Davide non torna indietro. Quindi non è il fatto dei 3 anni e mezzo, è proprio che lasciamo passare una cosa come se fosse stato un incidente normale, e non lo è stato. Lei ha anche voluto incontrare Samuel Seno, il poliziotto che era alla guida di quella macchina, perché diceva: mi mancava la ricostruzione di 5 minuti dell'esistenza di mio figlio, gli ultimi 5 minuti. Sì, avevo bisogno di sapere da Samuel, che è stato il primo appunto che l'ha visto a terra, se aveva visto un lieve respiro, un rantolo, un muoversi la gamba, il braccio, che sia. Avevo bisogno di saperlo. Sapere se mio figlio era da solo là. L'autopsia poi ha anche chiarito che probabilmente Davide è morto sul colpo. Cosa le ha risposto Samuel davanti a questa sua domanda? Mi ha detto che lui ha praticato le manovre di soccorso, ma non era già morto. Per quello che sapeva lui era già morto. No? Lei ha voluto questo confronto faccia a faccia, voi due da soli. Com'è stato incontrare quest'uomo che non aveva mai incontrato prima, dal giorno dell'incidente? Devastante per entrambi.
come ho già detto, per entrambi. E lei ha anche detto: non ti posso perdonare adesso. No, espressamente lui non me l'ha chiesto, non mi ha detto signora le chiedo scusa, cioè mi ha detto le chiedo scusa, non posso fare niente, non mi ha chiesto perdono, ma l'ho anticipato io. Gli ho detto che non deve sprecare fiato o perdere tempo finché non viene il giorno che ho deciso io. E lei poco fa nell'altro collegamento ci ha detto qual è il giorno che decide lei. Lui capirà il valore di quello che ha fatto quando? Quando avrà un figlio o 2, li amerà in modo incondizionato fino ad annullarsi. E quando li guarderà negli occhi, forse può capire cosa mi ha tolto. E solo allora può suonare il campanello di casa mia, può suonarlo. A quel punto deciderò, ma deve avere il coraggio di farlo a quel punto là. Deve trovare il coraggio. Perché prima non può rendersi conto, secondo lei? Già in quel momento non può rendersi conto perché è un dolore inimmaginabile. Senta signora, lei lo ha voluto comunque incontrare, ha voluto ha portare avanti con la sua famiglia con grande dignità tutta questa battaglia verso il riconoscimento di una giustizia per Davide, e lei mi diceva anche il motivo di questo, perché lei ha un altro figlio e quindi? Ho il dovere di insegnargli che si va fino in fondo con coraggio e con il cuore. Grazie Barbara. Direttore, noi penso insomma le parole di una mamma che ha perso un figlio siano il messaggio più forte che può arrivare anche in termini di prevenzione purtroppo sulle strade, no avvocato? Perché anche voi che svolgete questa professione sapete che c'è un dilagare purtroppo di cattivi comportamenti. Sì, crediamo che la prevenzione e non solo la repressione, ma la prevenzione in primis debba essere l'obiettivo della politica e poi anche della giustizia, quindi la prevenzione sopperisce eventualmente anche a certe disfunzioni della giustizia, quindi è necessario che le leggi che possono intervenire favoriscano il più possibile una rieducazione, un'educazione, non una rieducazione, chiedo scusa, per impedire che fatti di questo tipo riaccadano. Signora, le posso chiedere, io ho visto che lei ha un tatuaggio sul braccio, ce lo mostra? Ha voglia? No, se non ha voglia non importa. Ecco qua. Quando è che se l'è fatta? A Natale. Così ha Davide qui sempre con sé. Sotto la pelle è diverso, perché è con me, ma qua è sotto la pelle anche. Grazie di aver condiviso questo con noi, signora. Da Treviso noi, direttore, ti restituiamo la linea. Grazie molte Rina Paronetto e un forte abbraccio alla mamma di Davide Pavan. Ha titolato in apertura anche il Gazzettino su quanto ha detto la mamma Lina Paronetto, la mamma del 17enne ucciso: quando avrà un figlio e capirà cosa mi ha tolto, forse lo potrò perdonare. Vediamo altri titoli del Gazzettino. Scende in strada con una raspa in mano, cantando e ballando, e scatena il panico. È successo a Mestre. E ancora in vendita in un supermercato veneto il granchio blu della Grecia, l'ira di Coldiretti, un'offesa ai cittadini. Domani alle 12 arriva uno strano SMS in Friuli Venezia Giulia, in Veneto orientale, è un test, il 21 prova nel resto della regione. Andiamo ancora alla cronaca, sentiremo nuovamente tra poco Anna Maria Parisi sull'esplosione di un grosso petardo fabbricato illegalmente che ha purtroppo causato la perdita di un braccio in un ragazzo di 21 anni, è successo a Milano. Adesso andiamo a vedere un falso allarme, per fortuna un falso allarme bomba a Vicenza. Vedo Luisa Bertini in compagnia del questore Paolo Sartori. A te la linea, Lina. Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del signor questore di Vicenza Paolo Sartori perché ieri in via Riviera Berica c'è stato un allarme bomba a segnalare questo sospetto ordigno dei cittadini.
Sì, si è trattato di un intervento che è rientrato nell'ambito del più complesso sistema di sicurezza che è stato predisposto in occasione della fiera Vicenza Oro. Proprio per questo motivo avevamo a disposizione dei reparti speciali, anche gli artificieri, e a seguito di questa segnalazione ci siamo resi conto che vi era la possibilità che questo involucro potesse contenere un ordigno esplosivo. Per questo motivo abbiamo fatto intervenire gli artificieri, insomma è stata messa in sicurezza tutta la zona e poi gli artificieri hanno fatto esplodere l'involucro. Era un involucro posizionato su un monopattino, era poi di fatto un ordigno rudimentale? Da quello che è stato possibile capire fino adesso, anche se gli accertamenti sono ancora in corso, non si trattava di un ordigno esplosivo, ma non è da escludere che potesse essere stato posizionato proprio lì con quelle modalità, con quell'aspetto esteriore, magari per effettuare una minaccia nei confronti di qualcuno comunque. Ecco, io ringrazio il questore Paolo Sartori e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, il questore Paolo Sartori, che ha fatto un grande lavoro in questi anni a Vicenza contro lo spaccio di droga, contro il degrado con gli uomini della polizia. Adesso andiamo sul Grappa, perché c'è stato una persona che è stata colta da malore, vediamo di cosa si è trattato. Stava giocando a soft air assieme ad alcuni amici quando si è accasciato a terra privo di sensi. Arresto cardiaco sul Monte Grappa a Varrossa, dopo località Campocroce, che ha colpito un uomo di 45 anni residente a Vicenza. Provvidenziale la presenza tra il gruppo di amici di un infermiere che l'ha tenuto in vita effettuandogli il massaggio cardiaco fino a che non sono arrivati i sanitari del SUEM 118 da Pieve del Grappa e l'elisoccorso da Treviso. L'uomo in gravissime condizioni è stato portato al Cafoncello in cardiochirurgia, intubato, supportato da massaggiatore automatico e quindi operato d'urgenza. E purtroppo un'altra tragedia sul lavoro, l'ennesima in Veneto. Un 57enne ha perso la vita in un macello. Sentiamo i particolari in diretta da Valentina Visentin. Buongiorno da Ponte San Nicolò, l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Veneto, il secondo per quanto riguarda la provincia di Padova, è avvenuta nell'azienda che vedete alle mie spalle in via Garibaldi 43 qui a Ponte San Nicolò, un'azienda che si occupa di lavorazione carni. Qui sabato mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un operaio rimasto schiacciato tra il telaio metallico di una finestra e il carrello elevatore che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione fatta dai tecnici dello Spisal intervenuti sul posto, sembra che l'uomo fosse sceso dal carrello elevatore che ancora in movimento lo ha schiacciato violentemente contro la finestra di vetro e il telaio metallico. A ritrovarlo, l'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, ma a ritrovarlo sono stati gli altri operai dell'azienda che sono arrivati qui sabato mattina intorno alle 5 del mattino e hanno ritrovato il corpo esanime e il carrello elevatore ancora acceso. Dicevamo, le indagini sono affidate ai tecnici dello Spisa, ma sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La vittima è un 57enne nato a Cittadella, residente a Tombolo. Si tratta di quello che viene definito dai tecnici dello Spisa un cosiddetto lavoratore somministrato, ovvero non interno all'azienda ma assunto attraverso un contratto, quindi non un dipendente dell'azienda ma assunto attraverso un'agenzia interinale. Dicevamo il secondo infortunio sul lavoro mortale nel Padovano, ma l'ennesimo purtroppo in Veneto. Queste le prime notizie, ovviamente maggiori dettagli su questa tragedia nelle prossime edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Ponte San Nicolò è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentina. Andiamo nel Bassanese, c'è stato un arresto per droga. Il litigio tra due fidanzati ha disturbato così tanto i vicini che hanno chiamato i carabinieri, ma all'occhio dei militari arrivati nell'abitazione di un 23enne a Mussolente per sedare la coppia non è sfuggito un bilancino di precisione riposto su una scrivania in soggiorno. Immediata la richiesta al giovane se fosse in possesso di stupefacente, lui stesso ha consegnato agli uomini dell'arma 2 involucri di cellophane con dentro un panetto di hashish, un grinder metallico con residui di droga e materiale vario per il compito
confezionamento. In seguito a perquisizioni, rinvenuto un terzo involucro con dentro sempre hashish nascosto nella tasca dei pantaloni del 23enne. Quasi un etto di stupefacente in tutto. Per lui è scattato l'arresto, è stato condannato a 6 mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di una multa di 1.000 euro. Servizio di Vanessa Banzatto, abbiamo in regia questa mattina Francesco Ceronna e Andrea Basso. Adesso andiamo sul tremendo terremoto che c'è stato, ha sconvolto il Marocco, soprattutto l'area di Marrakech, ma sulle alture in particolare. La Farnesina ha fatto sapere che sono stati tutti rintracciati i 200 italiani, e tra loro Maria Paola Darui di Treviso, che racconta ancora bloccata in aeroporto a Marrakech l'incubo vissuto e che ha, ricordiamo, causato la morte di oltre 2000 persone. È stato particolarmente forte, cioè sulla terra sotto sembrava veramente dovesse esplodere da un momento all'altro. Sono stati 30 secondi lunghi, sì. Poi il fatto di veder cadere i calcinacci e pezzi di coccio, sì, faceva impressione. Raggiungiamo Maria Paola Darui in aeroporto a Marrakech. Il segnale della videochiamata è disturbato. Lei e la figlia stanno aspettando il volo che le riporterà dopo uno scalo a Tolosa in Italia. Le due donne erano partite mercoledì da Treviso alla volta di Marrakech per trascorrere qualche giorno di vacanza. Venerdì sera, quando viene registrata la prima fortissima scossa, madre e figlia sono appena rientrate nel loro riad dopo essere state a cena fuori. Spaventate si allontanano cercando di evitare la piazza centrale presa d'assalto e le altre vie interessate dai crolli. Abbiamo tentato di scappare, di allontanarci un attimo, però cominciavano a cadere già calcinacci e quindi siamo tornati immediatamente indietro perché la situazione era non era delle migliori. A quel punto Maria Paola e la figlia si rifugiano in una piccola piazzetta dove restano fino alle 4 del mattino per poi rientrare nel riad e recuperare i propri effetti. Cercando appunto di evitare di farci male perché c'erano stati dei piccoli crolli sulla via del Riad, abbiamo fatto le valigie, ci hanno accompagnato fino al taxi senza lasciarci mai soli. Nel pomeriggio di sabato insieme ad altri italiani raggiungono l'aeroporto di Marrakech con la speranza di anticipare il volo, ma biglietti non ce ne sono più. Dal momento in cui c'è stata la scossa, verso le 4 di notte, noi abbiamo preferito raggiungere l'aeroporto e rimanere in aeroporto. Appena arrivati eravamo un attimo tutti un po' agitati, stanotte noi abbiamo dormito qui, ci siamo un po' arrangiati alla meglio, ma diciamo un clima anche molto cordiale anche da parte delle persone, veramente ci hanno aiutato tutti. Dopo i primi momenti, quando i contatti con l'Italia sono impossibili, Maria Paola e la figlia riescono a rassicurare amici e parenti. E ieri ho ricevuto anche un messaggio da parte del nostro sindaco che in queste situazioni fa piacere essere ricordati. Sono state ore trascorse tra paura e attesa, quelle vissute da madre e figlia. Siamo un po' provate, nonostante tutto, però ci spiace anche partire, ecco. E ci dispiace anche lasciare queste persone perché veramente sono state molto molto carine con noi, vedere che hanno perso molto, familiari, molti di loro, e anche le case, ci fa veramente male. Tornerà in Marocco? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Aspetterò un po', ma ci torno. Servizio di Francesca Bozza. Oggi anniversario dell'11 settembre, la strage delle Torri Gemelle. È stata anche l'occasione per fare il punto sui profughi e la questione dei profughi ovviamente che sta tenendo banco, soprattutto a Padova. Andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani. Buongiorno da Padova, siamo alle Porte Contarine dove si è conclusa da poco la cerimonia in ricordo delle vittime dell'11 settembre davanti al monumento che la città conserva. È stata anche l'occasione per fare il punto con il sindaco Giordani sull'accoglienza migranti, sindaco che ovviamente è molto soddisfatto per il rispetto del patto con il prefetto. La settimana scorsa sono state liberate le palestre delle scuole dove era stata
stata accolta un'ottantina di migranti. Nei prossimi giorni verrà liberata anche la palestra comunale di Feriolle e di Selvazzano. Questi migranti verranno spostati sicuramente all'aeroporto Allegri, dove la Croce Rossa ha allestito almeno una trentina di brandine, ma potrebbero essere creati anche degli alloggi provvisori. Questo significa che alle porte della città di Padova potrebbe crearsi una sorta di hub nel vasto terreno dell'Allegri. Ecco, su questo abbiamo sentito il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che era presente. Il prefetto non ha voluto rilasciare invece dichiarazioni su questo tema. Allora sentiamo il sindaco Giordani, l'intervista abbiamo raccolta con il collega Federico Cibotto, e poi la linea può tornare a voi. Di un hub a Padova, all'Allegri, c'è questo rischio? Non credo, penso che stanno trasferendo, da quello che so, però il prefetto sa ovviamente meglio di me, stanno trasferendo le persone di Selvazzano all'Allegri, cioè utilizzano la stessa logica delle palestre per mettere l'Allegri in emergenza. Non credo ci sia un hub, personalmente non sarei d'accordo. L'accoglienza diffusa secondo me è il sistema migliore per ospitare e far sì che siano integrati più velocemente. Noi abbiamo un sistema che si chiama SAI che sta funzionando perfettamente. Mi auguro che il governo rifinanzi ulteriormente questo, per dire educare, insegnare l'italiano, accogliere. Ha bisogno di tantissimi lavoratori, per cui va da sé che bisogna gestire il problema, non lasciarlo abbandonato. In regia questa mattina Francesco Ceron con Andrea Basso. Andiamo subito in diretta di nuovo a Milano per il grave incidente che ha provocato la perdita di un braccio del 21enne che ha toccato un petardo costruito illegalmente. Sentiamo subito per altri particolari Anna Maria Parisi. A te Anna Maria. E qui lungo via Porara con l'incrocio via Novello, proprio ai piedi del cavalcavia verso l'autostrada, ancora visibili i tracciati dei segni della bomba a carta che si è verificato il drammatico incidente sabato pomeriggio con un 21enne che si è visto esplodere tra le mani questa bomba a carta e in virtù di questo incidente ha perso purtroppo la mano sinistra. Subito soccorso dai sanitari del SUEM 118, è stato subito verificato che per lui si rendeva necessaria l'amputazione della mano. Vediamo proprio qui i segni della bruciatura della bomba a carta, ecco, sono proprio tutti attorno a noi, si vedono proprio chiaramente con le immagini di Sandro Ponchio anche i tracciati evidenziati in rosso dei rilievi della polizia locale, accorsa immediatamente sul posto, chiamata da chi ha sentito questo fortissimo boato, questa fortissima esplosione. Cosa è successo? Era un gruppo di amici, 5 ragazzi, tutti molto giovani, il più grande appunto questo 21enne appassionato di lavori manuali, e si sono ritrovati qui, forse hanno ritrovato la bomba a carta per caso, forse l'hanno fabbricata loro stessi. Fatto sta che ora si stanno occupando del caso, come dicevo, gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese. Per il ragazzo fortunatamente non è in pericolo di vita, però come dicevo si è resa necessario l'amputazione della mano sinistra. Feriti anche gli altri ragazzi, ma non in modo grave, per fortuna tra loro anche 2 sedicenni. Ora si stanno compiendo le indagini per capire se effettivamente sia stata ritrovata questa bomba carta e nel caso fosse così chi l'avesse abbandonata, ma propendono più per questa seconda ipotesi, se la bomba carta fosse stata fabbricata proprio dagli stessi ragazzi. E qui da via Porara a Milano è tutto, la linea torna a studio. Grazie molto Anna Maria Parisi. L'inchiesta accerterà che cosa effettivamente è successo, se fosse stato raccolto un ordigno, è stato fatto un errore davvero molto grave, lasciare sempre dove
si trovano petardi o qualsiasi tipo di pacco sospetto, di oggetto sospetto in un territorio che è stato contrassegnato per tanti anni dagli attentati di una bomber. Non si può non andare indietro con la memoria a tutte le vittime del folle dinamitardo che ha insanguinato il nord-est. C'è stato un incidente sul lavoro in una fabbrica a Loria, in via Giovanni Falcone. Un operaio 19enne ha riportato una frattura alla gamba dopo essere stato travolto da una lastra. Sul posto è anche arrivato un elicottero, indagini in corso da parte dello Spisal. Il giovane è fuori pericolo, avrebbe riportato una frattura all'arto inferiore. Come vi avevamo detto prima, c'è stato un gravissimo incidente a Ponte San Nicolò. Ci siamo collegati poco fa con Valentina Visentin, un uomo 57enne che ha perso la vita in un macello. Adesso andiamo a Cadoneghe perché c'è il caso ovviamente dell'autovelox, si continua a parlarne, della rivolta anche dei multati. Abbiamo incontrato il sindaco Marco Schiesaro che ha annunciato un cambio al vertice della polizia locale. Sentiamo ancora Chiara Gaiani. La vicenda dell'estate, i velox, a che punto siamo, sindaco? Ma siamo al punto che, come sapete, io ho avviato un'istruttoria, un'indagine interna per verificare il lavoro che è stato profuso dai tecnici. Questo lavoro sta naturalmente andando avanti perché, come ho detto più volte, il sindaco dà l'indirizzo politico all'interno del territorio, poi il lavoro viene profuso sempre dai tecnici all'interno dell'ufficio. I 2 avvisi di garanzia, una sorta di bufera all'interno del comune? No, bufera no. Sinceramente è giusto, gli avvisi di garanzia sono le indagini, significa che ci sono delle indagini su delle persone e insomma io rimango garantista e comunque sia confido sempre nella magistratura e nel buon lavoro degli inquirenti. Ci sarà un cambio al vertice del comando della polizia locale all'interno del comune? Sì, mi sto muovendo in questo senso, molto presto ci sarà un cambio perché il sindaco e naturalmente è sempre stato questo il mio volere. Io voglio vedere gli agenti in strada, voglio vedere gli agenti appiedati che sono a disposizione della gente, dei nostri commercianti, i controlli di quartiere. Questo è l'obiettivo ed è il risultato che porterò avanti. I 2 velox intanto non funzionano? Intanto i 2 velox sono in corso di sostituzione, sì, perché sono stati, come ho già detto, danneggiati e quindi li sostituiremo presto. Ricordiamoci sempre che le regole sulla strada vanno rispettate e i rilevatori di velocità possono sembrare anche antipatici, ma in determinati tratti di strada dove non è possibile mettere dossi o altri dispositivi rallentatori, come nel caso di quel tratto interessato a Cadoneghe, l'unico modo per far rallentare gli utenti è rendere perentori i limiti di velocità. E vi posso anche dire che i residenti che sono lì, anche in questi giorni che li sto incontrando, mi stanno dicendo che finalmente da via Donizetti, dalla statale del Santo, eccetera, si può diciamo entrare con sicurezza e si sentono tutti più sicuri. E parliamo adesso di politica, bufera all'interno della Lega per il passaggio a Forza Italia dell'ex senatore Giampaolo Vallardi, dell'ex consigliere comunale di Padova Alain Luciani. Si sta parlando adesso della possibile uscita dal carroccio dell'assessore al turismo Federico Caner. Però vediamo su questo tutti i particolari. Non ho niente da dichiarare, prima il partito deve chiarire alcune cose con me. Poche parole ma precise, quelle che l'assessore regionale Federico Caner utilizza per spiegare la sua posizione all'interno del carroccio nei giorni in cui sempre più insistenti si fanno le voci di un suo passaggio a Forza Italia con il segretario della Lega Trevigiana Dimitri Coin, che a più riprese ha chiesto allo stesso Caner di chiarire pubblicamente i suoi intendimenti, ma Caner pare di capire non è tipo da ultimatum e nel no comment alla nostra emittente dice qualcosa
qualcosa in più rispetto a quanto trapelato fino ad oggi. Prima il partito deve chiarire alcune cose con me, ci scrive dunque in un messaggio WhatsApp il rappresentante leghista della Giunta Zaia, senza aggiungere altro, ma aprendo di fatto un altro fronte all'indomani dell'approdo di Giampaolo Vallardi, ex senatore della Lega e già presidente della Commissione Agricoltura, tra gli azzurri di Flavio Tosi. Tosi, che sempre in diretta sulla nostra emittente non ha smentito la notizia di grandi manovre in corso, non solo nei confronti di Caner ma anche di Giampaolo Botaccin e Roberto Marcato, tutti pesi da 90 della giunta regionale. Per rispetto appunto degli stessi saranno loro a dover fare questo tipo di scelta. In Lega si alzano le paratoie contro un possibile travaso. A Treviso, Vallardi e nel mirino, l'ex deputato Giuseppe Paolini in un post su Facebook lo prende di fatto in giro citando il videocult dell'estate in Veneto e a Focus rincara la dose. Oggi dov'è? Dov'è, amore? Io facevo parte della pattuglia dei parlamentari che come lui è rimasta a casa e credo che un allenatore di una squadra di calcio metta in campo la squadra e i giocatori accettano il verdetto. Se lui non ha gradito la non ricandidatura, questo è un problema suo. Lui ricordo, ha fatto il senatore per 2 mandati. Quindi credo che non sia stato discriminato dalla Lega. Flavio Tosi, che è un furbacchione, sta facendo campagna acquisti su calciatori un po' a fine carriera. Usa una metafora impietosa Stefano Marcon, presidente della provincia, che a inizio estate aveva provocato uno tsunami dimettendosi da sindaco di Castelfranco nel giorno del congresso regionale della Lega, dimissioni poi rientrate con Marcon che nel carroccio però è sempre rimasto. La Lega è una nave che assieme ad altri naviga in mari mossi, chiamiamoli così, ma tiene ben la rotta. E chi abbandona una nave oggi a me fa ricordare il comandante Schettino. Il messaggio di Marcone è duplice, al partito e ai delusi. Dico alla Lega che il confronto serve, che bisogna mettere in atto magari più confronto in modo tale da superare alcune questioni che hanno portato magari a delle rigidità, però a questi già colleghi di partito che stanno guardando a Forza Italia oggi, io invito a fare una riflessione. Non ha mai portato fortuna andare fuori dalla Lega. Resta il fatto che Lega e Forza Italia sono alleati di governo sia a Roma che a Venezia. Insomma, a finire nella scarpata potrebbe essere anche un'alleanza, solo all'apparenza solida. Oggi dov'è? Dov'è, amore? Dove vedo amore? Il servizio di Christian Arboit esclude che ci sia la possibilità di un passaggio a Forza Italia anche per Federico Caner, il parlamentare della Lega e segretario provinciale a Treviso, Dimitri Coin. Sentiamo. Ci sono delle necessità di chiarimenti da fare internamente, ma che non precludono minimamente a un'uscita di Federico da parte della Lega. Federico è un elemento troppo importante per noi e lui sa perfettamente che è parte integrante di questo partito. Sono tantissimi anni che sta dando una mano e sta rappresentando comunque benissimo il territorio e non ci pensa nemmeno lui ad abbandonare la Lega. Lei è certo quindi che resterà tra le fila del carroccio? Assolutamente sì. Il segretario provinciale della Lega Trevigiana non ha alcun dubbio, Federico Caner non lascerà la Lega. Dopo Forcolina e Vallardi, entrambi passati a Forza Italia, nelle ultime settimane si fanno sempre più insistenti le voci di un'imminente partenza verso gli azzurri, anche dell'assessore regionale, che ieri da noi contattato ha risposto con un no comment. Prima, ha spiegato Caner in un messaggio WhatsApp, il partito deve chiarire alcune cose con me. Non è che le deve chiarire con me, assolutamente. Io con Federico ho un ottimo rapporto, assolutamente trasparente. Dovrebbe chiarire all'interno del movimento stesso. Ci sono tante questioni che sono rimaste in sospeso. Ai consiglieri regionali, in particolare agli assessori regionali, non è andato giù il non aver potuto votare al congresso regionale, non è andato giù il non aver potuto nemmeno assistere al congresso regionale, figure che comunque hanno fatto la storia della Lega in Veneto e si sono sentite messe in un angolo nonostante i ruoli importanti che ancora essi hanno. Insomma, i chiarimenti chiesti da Caner sembrano essere rivolti ad altri livelli del partito, a cominciare dalla segreteria regionale e da Alberto Stefani. Con Salvini ci siamo sentiti, ha un segretario regionale che è Alberto Stefani e che sicuramente starà monitorando questa situazione. Con Stefani si è sentito? Stefani lo vedo tutte le settimane a Roma.
Dal canto suo Coina ribadisce il ruolo di primo piano dell'assessore regionale all'interno del Carroccio. Noi non possiamo privarci di persone, della sua esperienza, della sua storia, come tra l'altro ha fatto male anche l'uscita di Giampaolo Vallardi su Federico, che non ha mai nemmeno pensato di abbandonare la Lega, ma sono solo situazioni che si leggono dai giornali e magari alimentate anche da non smentite. Mancate smentite che alimentano le voci, come quelle che vedrebbero un altro esponente di spicco della Lega, un altro assessore pronto a dire addio al partito, Roberto Marcato. Posso capire un certo disagio, specie in quest'ultimo periodo, però che una figura storica come quella di Roberto Marcato, e vale tutto quello che ho detto per Federico anche per Roberto, possa abbandonare la Lega per andare da un'altra parte, mi sembra un'ipotesi assolutamente remota. Intanto domenica prossima ci sarà il tradizionale raduno di Pontida, banco di prova per misurare lo stato di salute della Lega. Dalla Marca sono già pronti a partire 6 pullman, tutti pieni, altri 2 potrebbero essere organizzati quest'ultima settimana, senza contare i tanti che arriveranno con mezzi propri. La presenza a Pontida della provincia di Treviso sarà massiccia come lo è sempre stata anche negli anni passati. Sa se ci sta la Caner? Penso proprio di sì, assolutamente. Servizio intervista di Francesca Bozza. Adesso andiamo dall'altra parte. Il centro-sinistra sta affilando le lame in vista delle regionali e delle europee. Prima ancora, a Padova per la festa dell'unità è arrivata la segretaria del PD Elly Schlein, che ha promesso di dare battaglie e di ottenere in Veneto con il PD altri risultati. Vediamo. È un nemico al giorno che di solito è una persona diversa, una persona migrante, una persona LGBT. Contro la politica dell'odio, contro i contratti pirata scritti per produrre precari a favore del salario minimo e della sanità pubblica. E sulla sanità, chi vuole smantellare il pubblico e in questo modo naturalmente lasciare molto più spazio solo al privato non deve fare niente, basta stare fermi. Elly Schlein, applauditissima, a Padova lancia la festa dell'unità, la sfida anche in Veneto. È una speranza che si riaccende, dice, consapevole che proprio in Veneto, roccaforte del centro-destra, la corsa alla regione sarà una delle più sfidanti. Eppure sul palco allestito al Parco Milkovic appare più risoluta che mai. Noi stiamo lavorando per tornare a vincere dappertutto. Tra i punti forti, che saranno anche quelli della campagna elettorale del PD, la sanità pubblica universalistica, priorità nella discussione con la maggioranza nella prossima manovra. Si stanno già tagliando i servizi alle persone, non ce lo possiamo permettere. C'è bisogno di invertire la rotta che ha intrapreso il governo di Giorgia Meloni e riaumentare le risorse per la sanità pubblica. Ad accoglierla tra tanti gli studenti che con le tende allestite al Bo proprio dalla Città del Santo hanno portato in primo piano il tema dell'emergenza abitativa. La crisi abitativa non si è assolutamente risolta, le risposte del Ministero sono state poche, insufficienti e sono anche tornate indietro, per cui sicuramente finché la crisi abitativa non si risolve noi continueremo ad esserci, quindi tenda o non tenda o da altri modi sicuramente la mobilitazione continua. Parleremo di politica anche stasera a Focus alle 21:15, ovviamente come nostra abitudine, sentendo tutte le campane. Andiamo in pubblicità e torniamo subito con Focus TG. Eccoci di nuovo in diretta con Focus TG, si va verso la riapertura delle scuole anche in Veneto e si sta parlando molto del caro prezzi, del caro libri, del caro tutto, però nel frattempo anche di scuole e dei giovani, dei ragazzi che purtroppo sono anche vittime e anche protagonisti di episodi di violenza. In Piazza Borsa un giovanissimo è entrato al PAM con una pistola a giocattolo, è l'ultimo episodio della serie e questo avviene appunto a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico e quindi anche gli assessori alle politiche educative come Gloria Sernagiotto, assessore nel comune di Treviso, annunciano interventi a favore dei ragazzi anche per evitare, per fare prevenzione anche attraverso la scuola. Vediamo.
Appena avremo individuato la modalità migliore, ma io spero e credo nel più breve tempo possibile, anche perché adesso ricomincia la scuola e con l'inizio della scuola purtroppo quel quadrante tornerà a essere ben affollato, l'ho visto già ieri. Educazione civica nelle scuole, consiglio dei ragazzi, eventi in Piazza Borsa nel weekend per coinvolgere i più giovani parlando un linguaggio a loro più vicino. Ecco il piano dell'amministrazione comunale di Treviso, politiche educative in prima linea perché il quadrante Piazza Borsa, via Fiumicelli, non sia solo presidio di forze dell'ordine. Ad annunciarlo l'assessore Gloria Sernagiotto, diretto testimone di come l'area sia diventata più vulnerabile negli ultimi anni. Che abito in quella zona e quindi li vedo quotidianamente e anche ieri pomeriggio ho voluto fare una passeggiata per vedere com'era la situazione. A me la cosa che più ha fatto male di quello che ho visto succedere lì negli ultime settimane, negli ultimi mesi, è stato l'accerchiamento alle forze di polizia. Ecco, io credo che dobbiamo insegnare ai ragazzi il rispetto. Avvierò tanti progetti di educazione civica nelle scuole perché mi piacerebbe che i ragazzi tornassero a capire che c'è una gerarchia, una scala di valori importante e che bisogna avere rispetto prima di tutto. Solo una settimana fa l'incontro con gli educatori del progetto Giovani. Il Comune deve giocare un ruolo, chiosa Sernagiotto, ma non dobbiamo essere soli. Alleanza educativa con scuole e famiglie, su cui ha insistito oggi anche il presidente del Forum delle associazioni familiari, Adriano Bordignon, che nella partita del quadrante di Piazza Borsa chiama in campo anche i commercianti. Serve un coordinamento che coinvolga anche il terzo settore, che coinvolga anche i genitori. Io penso che possa anche trovarsi il modo di coinvolgere i commercianti del territorio per essere dei punti di riferimento, dei punti di accoglienza qualora ci siano dei ragazzi in difficoltà, capaci di segnalare quando ci sono delle complessità. Insomma, è una città che va vissuta e non va utilizzata da parte di tutti. Torna alla scuola, ma i problemi restano sempre quelli, per esempio molte cattedre scoperte, quindi carenza di insegnanti, sovraffollamento nelle aule. Facciamo il punto sulle province di Treviso e di Belluno. Ci mancano insegnanti, cominceremo un po' a scartamento ridotto, ma a parte il mancarci insegnanti, molti di questi saranno non di ruolo ma precari, anche se le procedure per la stabilizzazione potrebbero esserci. E poi ci manca in organico tanto personale ATA. Nuovo inizio, vecchi problemi. Le RSU della scuola per le province di Treviso e Belluno si sono incontrate al Cerletti di Conegliano per mettere nero su bianco le criticità con cui il nuovo anno scolastico ripartirà. Nella Marca quest'anno ci sono state 546 immissioni in ruolo di docenti e ben 2.300 insegnanti precari chiamati per coprire, anche con orari spezzettati, gli oltre 800 posti rimasti vacanti per carenza di docenti nelle graduatorie. Stesso problema nel bellunese con 263 immissioni in ruolo e circa 800 supplenti annuali. Non va meglio al personale ATA. A Treviso su 550 posti liberi sono state fatte 168 assunzioni. Ci rendiamo conto, ecco, nelle regioni settentrionali, ma in Veneto in particolare, che la professione docente non è più appetibile purtroppo. Gli stipendi bassi non attirano i giovani che escono dalle università e quindi noi abbiamo pochi aspiranti docenti e pochi docenti in graduatoria. Persone che non sono stabilizzate sono così sostituite con personale facente funzione. Capita anche nelle dirigenze. Insomma, nelle due province di Treviso e Belluno circa il 60% dei posti disponibili fra docenti viene coperto da immissioni in ruolo, il resto va ai supplenti. Lo slogan quest'anno dell'incontro, la forza della partecipazione, a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare proprio sulla partecipazione al lavoro. Sottolinea l'aspetto della partecipazione dei lavoratori dentro i processi decisionali e produttivi, anche quelli culturali di questo Paese, che sono fondamentali per cambiare il paradigma di sviluppo di questo Paese. Quindi la partecipazione non è solo un tratto particolare di una rappresentanza sindacale, ma della capacità di tutti i lavoratori di stare dentro i processi produttivi. Anni di scuola e di università e poi l'impossibilità di trovare un lavoro, quando di lavoro ce n'è molto in settori che sono ancora oggi poco conosciuti. Per esempio c'è crisi occupazionale anche all'interno del settore della sartoria e la Confartigianato Marca Trevigiana auspica un cambio generazionale. Cambio di generazione, fra qualche anno la gente che deve andare in pensione non può andare in pensione perché non c'è più chi fa quel lavoro là.
Un'arte, quella della sartoria, che rischia di scomparire se non si riuscirà ad investire sulle nuove generazioni. Quello del cambio generazionale, un nodo che pesa su molte attività artigianali, laboratori costretti a chiudere perché non ci sono giovani pronti a raccogliere il testimone. Per la presidente della comunità sarti e stilisti di Confartigianato ci si dovrebbe muovere su 2 direttrici per far appassionare i giovani a questa professione. Da un lato, come accadeva in passato, facendoli entrare nelle sartorie. Chi voleva imparare andava nelle sartorie, nei laboratori, periodo estivo, si metteva lì con buona volontà e così potevano imparare. Ma la burocrazia, spiega ancora la presidente, ostacola questa opportunità. Diventa fatica, cioè non è che qualsiasi ragazza della scuola può venire da me a imparare, perché magari ci vogliono determinati requisiti dell'ambiente, ci vuole questo, ci vuole quell'altro, e diventa più fatica. Portare i ragazzi nei laboratori e dall'altra fare entrare nelle scuole professionali i sarti. Nei laboratori, specialmente i laboratori nelle scuole, dentro in quelle ore lì dovrebbe entrare chi sa lavorare per insegnare veramente. Allora un alunno esce un po' formato. Pazienza, passione ed dedizione sono, conclude la Deon, fondamentali per fare questo lavoro e vanno insegnati ai giovani che invece oggi vorrebbero tutto e subito senza sacrificio. Bisogna trasmettere facendo vedere, toccare con mano come si fa un capo, come si fa un occhiello, come si fa un cartamodello, perché facendo vedere i giovani possono prendere passione e rimangono affascinati. Poi, oltretutto, dalla sartoria, da questi primi passi che si possono muovere, si può poi fare una gran carriera, diventare stilisti, entrare nel mondo della moda. Vediamo una notizia che riguarda, pubblicata dalla Tribuna di Treviso: ragazzo di 24 anni grave dopo un tuffo sugli scogli, salvato al Cafoncello di Treviso. Si era lanciato da diversi metri di altezza questo ragazzo e aveva sbattuto la faccia su una roccia affiorante, riportando fratture a tutte le ossa del volto. E a proposito di sanità, il Covid, come si dice, come si legge sui giornali, ha rialzato la testa, quindi si prevede un autunno piuttosto difficile di contagi, con un Covid comunque meno aggressivo, ma si temono le varianti e quindi si sta chiedendo, tutti coloro che hanno seguito, i virologi che hanno parlato per anni del Covid, adesso tornano a suggerire i tamponi e le mascherine. È andata in una farmacia per sentire che consigli si possono avere. Sharon Di Carlo, a te la linea. Grazie Sharon. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Torniamo a parlare di Covid perché i dati tornano a spaventare. L'OMS racconta di un trend pericoloso, di un trend preoccupante. Noi siamo in una delle farmacie di Bassano del Grappa perché lo abbiamo imparato in questi anni. Le farmacie sono delle vere e proprie sentinelle d'allarme del territorio. Vieni Renzo, entriamo perché siamo in compagnia del dottor Todesco. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, appunto, abbiamo detto che la farmacia è sicuramente una delle sentinelle del territorio. Quanti tamponi vengono fatti in farmacia oggi, più o meno rispetto al passato, all'estate? Ma io direi che d'estate si era fermato tutto, praticamente facevamo qualche tampone al mese, si contavano sulle mani. Adesso abbiamo visto che c'è un leggero aumento perché alcune persone per motivi di lavoro devono certificare il tampone e quindi vengono da noi perché siamo collegati con la regione e facciamo una denuncia che va a finire in regione. Rispetto a prima però non c'è più l'obbligo della chiusura e perché quando la gente sta bene per legge può tornare a lavorare. Noi speriamo nel senso civico delle persone che non vadano in luoghi pubblici affollati con il Covid, oppure se hanno il Covid che mettano la mascherina FFP2. L'OMS racconta di un trend preoccupante. Al momento qui in Veneto non mi sembra che i numeri siano preoccupanti. Certamente abbiamo visto una vendita anche dei tamponi fai da te aumentata rispetto a prima, ma oggi la gente ha imparato che viene in farmacia, si compra il tampone, se lo fa e poi vedono se hanno il Covid o meno.
ripeto l'augurio che ci sia senso civico e che le persone con il Covid o stiano a casa oppure se escono mettano la mascherina FFP2. A preoccupare sono anche queste nuove varianti. Cosa ne pensa? Vede comunque le persone che vengono in farmacia, chiedono consigli? Ormai le persone sanno cosa fare, vanno dal medico di base, il medico di base gli fa la cura più appropriata. Direi il Covid non spaventa più come all'inizio o come poi nel 2020-2021. 2022 già preoccupava meno, adesso la gente non si preoccupa, è bene tenere alta sempre la guardia. Come dice lei, le persone non sono più di tanto ormai preoccupate, però a spaventare sono i numeri in prospettiva per l'inverno, tante volte come in questo caso. Ma io direi sì, un po' di preoccupazione c'è, anche perché se il Covid comincia ad aumentare adesso con le temperature ancora estive e bisognerà vedere quello che succederà poi. Però nessuno di noi è la sfera magica che ci predice il futuro e quindi bisognerà stare a vedere quello che succederà. E puntare, come diceva prima, sul senso civico delle persone, quindi se si ha il Covid bisogna comunque stare a casa, corretto? Io direi di sì, perché oggi la legge non lo prevede, però direi che se il senso civico delle persone è elevato, i numeri non aumenteranno più di tanto. Se invece chi prenderà il Covid andrà in giro liberamente, allora sì, i numeri si alzeranno di molto. Contiamo allora sul senso civico delle persone, grazie al dottor Todesco. Da Bassano è davvero tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e al suo ospite. Ormai siamo abituati, abbiamo messo per anni le mascherine, quindi tanto vale rimetterle qui in studio per dire la sera rimetteremo eventualmente le pareti in plexiglass proprio per una questione, di maggiore sicurezza. Ieri la giornata mondiale per la prevenzione dai suicidi che purtroppo continuano ad aumentare e su tutte le piazze c'era telefono amico. Se ci dicono sono sul binario del treno ed è successo, ovviamente noi cerchiamo, anche perché è ovvio che chi ci contatta dicendoci sono sul binario del treno, in fondo è una richiesta d'aiuto. L'ultimo disperato tentativo di poter comunicare un disagio, una chiamata allo 02 2327 2327 oppure un messaggio via chat al numero 324 01 17 252 è il telefono amico che risponde e che oggi nella giornata mondiale per la prevenzione del suicidio racconta come una persona su 3 che chiama per chiedere aiuto ha meno di 29 anni. Quello che ci raccontano in questi periodi sono soprattutto legati a problemi legati alla loro identità, alla loro identità nel mondo, che non è solo un'identità di genere, ma anche al fatto di costruirsi un'identità sociale in un momento estremamente critico e pieno di confusione come questo. Il mondo oggi è estremamente performante, i social non aiutano sicuramente perché danno queste immagini perfette, stereotipate di ragazzi perfetti. Dall'inizio dell'anno ad oggi Telefono Amico ha risposto a 3.700 chiamate solo in Veneto. I contatti sono aumentati del 29% rispetto all'anno scorso. La maggior parte degli utenti è donna. Poi ci sono i giovanissimi che non riescono ad aprirsi in famiglia né a scuola. Ci sono ragazzi di 10 anni che arrivano che parlano di suicidio. Non ci aspettavamo che il disagio crescesse in questa maniera esponenziale. In più farei anche presente che noi siamo 500 volontari e quindi molte delle chiamate, molti dei contatti e molte delle chattate le perdiamo. Per questo Telefono Amico è costantemente alla ricerca di volontari. Chi desiderasse donare una parte del proprio tempo può farlo scrivendo una mail all'ente. Sarà indirizzato ad uno dei corsi che sono erogati nei centri. Il percorso dura 6 mesi. Serve per avere degli strumenti in più per mettersi in ascolto. Nella primavera del prossimo anno ci sarà un mese di collaudo di un ticket ingresso per Venezia. C'è un'aspra polemica su questo, ma d'altra parte a Venezia ci sono oggi più posti letto per turisti rispetto a quelli degli abitanti. Un sorpasso che
ha rappresentato l'ultimo atto di un processo di spopolamento del capoluogo del Veneto che è diventato, viene chiamato Luna Park o Disneyland ormai. Vediamo. Venezia ha più posti letto per turisti che residenti, 49.693 posti letto turistici in continua impressionante crescita contro 49.304 abitanti in costante drammatico calo. È il culmine di un processo che in appena qualche decennio ha quasi estinto il tessuto sociale di una città con 1600 anni di storia. Ecco come Venezia oggi. I pallini colorati segnano le diverse strutture ricettive, perlomeno quelle registrate. Si tratti di hotel, resort, bed and breakfast, locande, ostelli, affittanze turistiche, nomi diversi per indicare la stessa cosa, una città in cui di veneziano sono rimaste solo le mura. Ci stiamo trasformando da un po' di anni in una non città, perché una città normale non ha un numero così sproporzionato di turisti. Non siamo assolutamente contro il turismo, però certe cifre di turismo ci rendono la vita molto difficile, e qui sto parlando da cittadino. Ad aprile Ocio, osservatorio civico sulla casa e la residenza, ha installato a Santa Margherita il contatore di posti letto turistici a Venezia. È un contatore gemello di quello di Venezia.com a San Bortolo, che da 15 anni rappresenta un grottesco quanto inascoltato monumento dello spopolamento di Venezia. In questi 5 mesi abbiamo un aumento di 1097 unità dei posti letto dell'offerta ricettiva, quindi comprensiva sia del settore alberghiero, extraalberghiero, il cosiddetto extraalberghiero complementare, cioè l'offerta ricettiva nei posti letto, quindi nelle locazioni turistiche brevi, che rappresentano la città storica più del 40% dell'offerta ricettiva, per cui insomma un numero assolutamente drammatico. Meno evidente di quello di Venezia città, ma altrettanto impressionante nei numeri, è lo spopolamento dell'intero comune di Venezia, terraferma compresa. All'inizio degli anni 70 il comune contava 370.000 abitanti. Oggi gli abitanti di tutto il comune di Venezia sono 250.000. Questo significa che lo spopolamento comprende anche la terraferma. In totale si sono persi 120.000 abitanti in 50 anni. Direi che è un dato che non si è mai visto in nessuna città in tempo di pace e in assenza di calamità naturali. È naturalmente un dato in completa controtendenza con quello di tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto. Oggi il comune di Venezia ha persino meno abitanti di quanti ne avesse negli anni 30 del secolo scorso, quando in tutta Italia vivevano appena 40 milioni di persone. Sono numeri davanti ai quali l'ingresso nella lista nera UNESCO ha un'importanza relativa. Avvenga o no, la realtà resta questa. Se non si sono adottate politiche sulla casa efficaci, misure sul turismo efficaci, come una regolamentazione degli affitti brevi, adottare un regolamento, è da un anno che se ne parla e c'è il nulla, è evidente che la città forse non potrebbe neanche essere più chiamata così. Servizio di Filippo Fois, che è uno degli irriducibili, resiste indomito insieme ad altri ai veneziani superstiti, invece chi è molto favorevole a questo ticket d'ingresso è Alessandro Borghese, il noto chef della trasmissione 4 Ristoranti. Sentiamo cosa ha detto al Corriere del Veneto. Stupendo. Penso che Venezia sia una città talmente bella che va tutelata un po' come, no? Una bella donna, bisogna programmare tutto prima, e questa cosa, che è un esperimento che durerà 30 giorni durante l'arco dell'anno, può essere una decisione giusta da prendere nei giorni di maggior afflusso, nei giorni insomma dove c'è tanta affluenza qui a Venezia, per tutelare questa città meravigliosa che tutto il mondo ci invidia. Non penso sia un'idea sbagliata, penso che sia una giusta sperimentazione che poi può portare a tante altre iniziative che magari poi si espanderanno pure ad altre città d'arte italiane, perché ne abbiamo di patrimonio da tutelare. Quando c'è una grossa affluenza, questa cosa può essere un'idea utile, giusto per avere anche l'equilibrio tra cittadini che vivono Venezia quotidianamente, gli abitanti, e il turismo che arriva da tutto quanto il mondo. Per tutelare Venezia è quella da imprenditore di aver investito in questa città nel periodo del Covid, dove nessuno avrebbe investito, e quindi penso che io il mio lo sto facendo per dare il contributo, per aver alzato anche la ristorazione in questa città insieme a tanti altri colleghi blasonati che la vivono, che tutti noi da italiani dovrebbero fare, ossia venire a Venezia e viverla, ma non solo per un giorno mordi e fuggi. Venezia va vissuta almeno 2 o 3 giorni a testa alta, guardandosi intorno, ed essendo io un amante del bello, questa è la città dove di Ciglia è tutto bello.
cosa vogliamo dire? Ce l'ha invidia tutto il mondo. E questo era Alessandro Borghese. Chi invece si è espresso in maniera contraria al ticket d'ingresso è il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ha detto non dobbiamo rischiare di farla diventare un parco turistico. Discriminatorio imporre il ticket d'ingresso a Venezia, il numero chiuso significa musealizzare la città. Così in estrema sintesi il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, contro la soluzione imposta dal comune sul tema dell'overtourism, con appunto la delibera del biglietto di ingresso a pagamento approvato dalla Giunta e che prenderà ufficialmente il via nel 2024 in fase sperimentale per 30 giorni. Provvedimento che martedì 12 settembre approda in un consiglio comunale che si preannuncia più che infuocato, con il PD contrario alla delibera che chiama a raccolta tutta la popolazione perché dalle 15 vi prenda parte in quel di Cafarsetti a Venezia, appunto. Città questa che soffoca dai troppi turisti, arrecando suo malgrado e, come noto, grandi difficoltà alla poca popolazione presente. Con una lunga intervista alla rivista online Finestre sull'Arte, il patriarca interviene nel dettaglio sulle citate previste limitazioni, definendole difficilmente praticabili. Di più, tali misure, dice, potrebbero sì prevedere una serie di esenzioni, ma con non poche complicazioni, soprattutto nei meccanismi di difesa. Moraglia anticipa anche la possibile preoccupazione sull'impatto psicologico nell'entrare e uscire dalla città, tanto per i residenti quanto soprattutto sulla percezione esterna, creando, conclude Moraglia, di Venezia ancor più l'immagine di parco turistico. Servizio di Anna Maria Parisi. C'è chi dice da tempo, come l'UNESCO, che Venezia è sull'orlo di un baratro, e allora ci sono veneziani che hanno organizzato una maratona che si chiamerà Venice Baratron. Baratron. Vediamo. È un'iniziativa naturalmente goliardica, un po' provocatoria, ma anche severamente pesante. Si svolgerà tra aprile e maggio e si chiamerà Venice Baratron, la 2 giorni di eventi con la quale gli organizzatori, più Europa, tutta la città insieme, Forum per Mestre Venezia, Fondazione Bentegodi, intendono lanciare un messaggio definito ironico e amaro sulla situazione della città e sulla necessità di cambiare rotta. Una giornata dedicata all'approfondimento e all'attenzione a questa città attraverso incontri culturali, incontri teatrali, incontri cinematografici, insomma, che approfondiranno il tema dei problemi della città. Nella seconda giornata una marcia toccherà luoghi specifici che vengono definiti minacciati dai progetti urbanistici dell'amministrazione. L'obiettivo e il tema di questa maratona sarà la sensibilizzazione sui problemi della città, non solo per i residenti, ma anche a livello internazionale. Molti dei luoghi e delle tematiche affrontate prendono spunto dai rilievi mossi dall'UNESCO anche a Mestre. Le questioni delle torri, l'UNESCO ha segnalato quella di Viale San Marco, ma ce ne sono altre 10, 2 per esempio sopra la stazione di Mestre che stanno per arrivare, altre 3 dalla parte di Marghera dietro alla stazione e così via. La questione di Laguna Terminal, vogliono fare altri terminal a San Giuliano, rovinando ancora di più il parco, ai Pili, la proprietà del sindaco, e a Montiron, la zona più bella della laguna di Venezia, che verrebbe distrutta, invece che usare il terminale che c'è, che è quello di Tessera. Questo era Michele Boato. Andiamo in pubblicità, proprio un altro brevissimo stacco pubblicitario, poi torniamo qui con altre notizie e altri servizi. Non c'è storia quando sono di scena le penne nere, tutti i veneti e non solo veneti seguono Rete Veneta, la televisione degli alpini. Ieri per noi è una giornata storica dal punto di vista degli ascolti, perché abbiamo fatto dei record di ascolti e abbiamo polverizzato la concorrenza quando, come sempre accade quando
quando diamo conto di quello che fanno le penne nere. Ieri di scena appunto a Marostica, vediamo. Oltre 2000 penne nere hanno scritto ieri la storia della sezione ANA di Marostica, della città e del territorio. L'appuntamento, trasmesso in diretta da Rete Veneta, ha omaggiato i 100 anni degli alpini, di quella che oltre ad essere la città degli scacchi è a pieno diritto anche la città dell'Associazione Nazionale Alpini, nel vero senso della parola, visto che l'amministrazione comunale ha conferito loro la cittadinanza onoraria. Domenica un fiume di entusiasmo ha accompagnato la sfilata delle penne nere lungo le vie di Marostica per poi convogliare in Piazza degli Scacchi insieme al Labaro Nazionale con le sue 212 medaglie d'oro al valor militare. La cornice del castello ha trasformato un evento in un grande spettacolo nel rispetto dei valori e della storia alpina. 100 anni che confermano l'impegno dei 18 gruppi marosticensi nel portare avanti tradizione e dedizione alla comunità, al sociale, al territorio. Una sfilata che ha emozionato il pubblico presente e quello che da casa ha seguito passo dopo passo tutti i momenti della giornata, scegliendo Rete Veneta, TV da sempre al fianco degli alpini e facendo segnare un altro record di ascolti che si aggiunge a tutti quelli inanellati anno dopo anno, evento dopo evento. Grazie ad Alex Giuliano e a tutta la redazione di Bassano del Grappa. Vediamo ieri ricordata la strage delle Torri Gemelle, l'11 settembre. Oggi ricordiamo le vittime di quegli attacchi, delle oltre 2.900 persone che hanno perso la vita, 372 provenivano da oltre 90 nazioni. Le loro famiglie piangono ancora. Mio fratello è vigile del fuoco, quindi alla Ederle è venuto qua per la commemorazione. Ricorda dov'era? Sì, esattamente. Sì, sì. Possiamo chiederle. Era un compleanno di un ragazzino. Anch'io ero piccola, per cui... È una data molto importante, comunque da ricordare, sicuramente la memoria è veramente molto importante. Comunque questo monumento che hanno realizzato a Padova diversi anni fa, mi sembra sia di Libeskind. Io vengo spesso a vederlo perché comunque facevo scuola da queste parti e comunque vederlo con così tante persone, di solito è un posto deserto, è comunque un'emozione. Lei ricorda dov'era in quei momenti, l'11 settembre del 2001? Io lavoravo in quel periodo, però è stata i telegiornali, vedere le torri, il fumo, la gente che scappa, è una cosa che colpisce tutti. È giusto ricordare. È giusto ricordare. Io sono del 2004, quindi sì. Neppure tu eri ancora nata. No, infatti, però comunque è un'emozione vedere così tante persone intorno, le forze dell'ordine, è veramente una bella sensazione perché ti fa pensare che appunto nonostante tutto il male che ha provocato questo episodio ci sia comunque qualcuno che ancora crede che sia giusto ricordarlo. Parlano di costruzione di un mondo migliore, così giovane, ci credete nella possibilità di un mondo migliore? Sì, io sono molto fiduciosa, credo molto nel futuro, nelle persone, spero di non sbagliarmi. E chiudiamo con una camminata di solidarietà in un territorio in cui c'è molto altruismo, c'è molta partecipazione, come mi insegna ogni mattina a Sveglia Veneti Mirella Tuzzato, con il volontariato, il banco alimentare, e tanta gente che fa molto per altra gente più sfortunata. E qui si trattava di aiutare papà Roberto e la sua famiglia, una grande camminata con la partecipazione
di adulti e bambini. Dentro a questa festa c'è dolore. Abbiamo visto che tanta gente hanno partecipato con tanto affetto, con tanto entusiasmo e quindi ci riempie anche il cuore, insomma una gioia immensa. Si commuove il presidente dell'associazione Botteniga, ideatore della camminata di solidarietà per aiutare Roberto Mistrazzoso, vittima di un incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. Bruniera ha conosciuto la storia di questa famiglia dopo l'appello lanciato dai microfoni di Antenna 3 dalla moglie di Roberto, Nicoletta, che coraggiosamente aveva aperto una raccolta fondi per sostenere la riabilitazione e le cure del marito. A quell'appello, tra gli altri, aveva risposto proprio l'associazione Botteniga San Pelaio, che ogni anno in settembre organizza una camminata per raccogliere fondi a sostegno di un progetto di solidarietà. Oltre 300 le persone che stamattina si sono radunate per sostenere Roberto, Nicoletta e i loro figli, presenti anche gli assessori Zampese e Vettoretti e il sindaco Conte. E credo che la risposta che la comunità è riuscita a dare sia un qualcosa che quantomeno riempie i cuori, no? E ti fa sentire meno sola in questo percorso che comunque sarà complicato, ma sai che da oggi insomma non sei sola e c'è un'intera comunità che ti vuole sostenere. Abbiamo tanti amici, ma anche tante persone che non conosciamo, ma che sono venuti per dimostrarci il loro supporto e è sempre una cosa che riempie il cuore e fa sentire meno soli. In momenti così difficili sapere di non essere da soli e di avere un supporto, anche tutto quello che ha fatto l'associazione Botteniga e Roberto per noi è una sensazione bellissima di non sentirsi soli, abbandonati nell'affrontare le difficoltà. Nicoletta ha voluto condividere l'abbraccio ricevuto dalla comunità di San Pelaio con il marito Roberto, al quale erano rivolte le decine di palloncini colorati lasciati volare in cielo. Mio marito era felicissimo, mi ha appena videochiamato e gli ho fatto vedere tutto l'amore e l'affetto che c'è in questa giornata e era entusiasta e si è ripromesso che prossimamente ripeteremo tutti insieme questa esperienza bellissima. Chiudiamo con il teatro popolare portato non sul palcoscenico ma tra i commensali, un esperimento riuscito a Roncade. Cucire cosa vuol dire? No, se cominciamo con castroni, taconi, no? Riparare il buso di un calzetto, cosa si fa? Le tacon, che si le tacon, è una roba così a mai, però sarà il buso. Ma non quando capite che facevi il tacone e i cassetti del menone, non dava niente fastidio il piede, ma non sentiva niente. Guarda che aveva la pianta del piede che era come cemento. Guarda che aveva l'unghia del rosso come ferro a segare. Descrivere con il sorriso l'arte del rammendo delle toppe, che da sempre raccontano forza di volontà nella povertà di un tempo nelle case contadine. È stato solo uno dei capitoli dello spettacolo di Dario Carturan, andato in scena non sul palcoscenico di un teatro, ma tra i tavoli del Perché di Roncade. Quasi una sfida all'attenzione, vinta sull'onda dei ricordi come per il bucato fatto di acqua, cenere e tanta fatica. Costi i soli pesanti del carico e ora a buttarsi sul fosso al batre. Intanto trovarsi in riva al canale e poi non sentire la fatica mai, intonare qualche canzone dedicata all'amore, a quel fazzolettino stirà con tanto amore. Fatica, sogni, luoghi e personaggi, tutto è scivolato tra i tavoli dei commensali spettatori, concretizzando l'intuizione del presentatore e coautore della serata. Lo spettacolo insieme alla cena perché ricorda un po' il clima che c'era nelle nostre campagne, quando si faceva filò, la gente amava stare insieme e attraverso questa sera anche la rappresentazione dei valori di quella civiltà, con ironia ma anche perché si faccia qualche riflessione su come eravamo, come siamo e come siamo cambiati e dove stiamo andando anche. E gli spunti non sono mancati come per lo spreco alimentare. Mi vengo da campagna, mi mangiava persighi, pesche con B-A-O, B-A-O. E il bao, te butti via parte del bao e te mangi il bao. Adesso stiamo attenti perché queste messe in società o questi nuovi anziani che i senabitali sono supportamenti. Dopo è una vita un po' artificiosa che ho vissuto in città, mi sa che bisogna buttare. E uno magari
E i poverini stanno, e in realtà niente che le nostre nonne non avrebbero buttato il pomo che c'è a botta e tagli via il marzo e mangi il buono. Oltre 2 ore di monologo che l'attore autore ha interpretato lanciando un messaggio ben preciso. Noi ci partiamo a volte su piccole cose, perché non ripescare saggezze che ci possano aiutare a orientarsi in questo mondo troppo mutevole? L'ironia e la saggezza contadina di cui è intriso il programma di Lucio Zanato, autore di questo servizio, il programma Agricoltura. Grazie a tutti per oggi, ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.